Bene, Veneto Green Cluster è focalizzata, la rete innovativa regionale è focalizzata sul recupero di risorse intese come materie prime da riutilizzare piuttosto che energia. E le recupereremo dai rifiuti, non certamente rifiuti urbani che ormai insomma non è che hanno più nulla da scoprire, però abbiamo già fatto molto, soprattutto nel Veneto, che ricordiamo è stato 30 anni fa il primo a partire con dei sistemi innovativi, la raccolta differenziata piuttosto che il porta a porta spinto. Probabilmente proprio per questo la Comunità Europea ha deciso di investire ulteriormente sul Veneto, perché ha dimostrato che attraverso l'innovazione all'epoca è arrivata ad indici di recupero, i famosi comuni ricicloni, che sono intorno all'80%. Oggi noi vogliamo assolutamente ripercorrere questa tradizione veneta del recupero attraverso il recupero di rifiuti da comparto produttivo. Lo faremo, c'è una slide, ma ve la sintetizzo molto velocemente, lo faremo con un metodo, un sistema. Andremo a caratterizzare il rifiuto anche da un punto di vista merceologico, non soltanto di inquinanti. Individueremo dei mercati possibili di sbocco, quindi lo accomuneremo a delle materie prime molto simili, vedremo se ci sono e ci inventeremo dei processi per cercare di portare questi rifiuti il più vicino possibile alla materia prima richiesta dal mercato, e dopodiché chiederemo alla Regione che ci autorizzi ovviamente a fare questo, ed è la parte burocratica. È una parte che mi fa molto piacere di essere coinvolto a livello regionale, perché è una cosa che effettivamente impegna molto. Questo processo lo vogliamo far sfociare in quella che abbiamo chiamato e battezzato la borsa del recupero, e quindi ci sarà proprio l'incontro tra domanda e offerta, tra problema e soluzione, in un posto chiaramente un portale web, dove andremo a mettere tutto quello che studiamo e che speriamo ci porti a delle conclusioni. Grazie.